Finisce in tragedia il tentativo di intrusione all'interno del liceo scientifico Sciascia di via Pasolini a Canicattì. A perdere la vita è stato un 33enne della stessa città di Canicattì, noto alle forze dell'ordine. Secondo una prima ricostruzione, il ragazzo si sarebbe intrufolato all'interno della scuola per rubare le monetine contenute nel distributore di snack. Dopo averle scavalcato il cancello, ha mandato in frantumi il vetro della bussola del distributore, procurandosi una profonda ferita al braccio che gli avrebbe fatto perdere i sensi ed è rimasto a terra non riuscendo più a rialzarsi. Da qui la morte immediata per dissanguamento. Canicattì. A fare la scoperta è stato il personale scolastico. Alla riapertura dell'istituto immediatamente sono stati fatti intervenire i carabinieri della compagnia di Canicattì e 2 ambulanze del 118, però ormai era troppo tardi, per lui non c'era più nulla da fare.